Qui a Castelbuono incontriamo il figlio di Franco Franchi. Già, salve a tutti. Ma ci racconta com'era papà e come è cresciuto lei con papà? Papà era, non dico come lo vedevate nei film con quella sua verve comica, però era uno che si alzava sempre molto allegro, che si metteva a suonare, che gli piaceva dipingere. Era un artista a 360 gradi. Vivere accanto a lui ovviamente ti porta proprio a sentire l'arte e a provare anche a metterla in pratica in qualcosa. Io da lui ho imparato anche a suonare, ho imparato a dipingere e poi ho scoperto la scrittura e mi sono dedicato a questo. Papà è nato a Palermo, magari molti non lo sanno, però era un siciliano che amava la sua terra. Assolutamente sì, pensate che quando sono nato io, papà si trovava in Spagna e si è fatto tutto il viaggio con la macchina perché lui non prendeva l'aereo, che aveva paura di questo mezzo, e se l'è fatta tutta in macchina, è arrivato in Sicilia e quando mi ha visto ha voluto assicurarsi che fossi un maschio, per cui mi ha tirato giù il pannolino e ha controllato il capitale, diciamo così. Qual è il suo rapporto oggi con la Sicilia? Il mio rapporto con la Sicilia è quello di un siciliano che sta fuori. Io ogni volta che vengo qui per me è una gioia. La mia città è Palermo, anche se ho sempre vissuto a Roma, e niente, sono veramente felice quando mi trovo qui. In chiusura, qual è il ricordo più bello di suo papà? Ma papà mi ha lasciato tante cose, non ce n'è uno solo. Diciamo che quello che mi manca di più è la sua presenza fisica. Il mio ultimo libro si intitola Ali d'Angelo, è una bella storia, brillante, piena di colpi di scena. Parte da un tradimento di quelli belli tosti, perché quest'uomo rientra a casa e trova la moglie che si sta divertendo col suo migliore amico sotto la doccia e per non commettere una sciocchezza decide di andare via, monta sulla sua moto, comincia a viaggiare senza avere idea di dove sta andando, finché non si ritrova ad un benzinaio dove trova un vecchietto, un signore siciliano emigrato in Umbria, che gli dice poi che è arrivato in Umbria. E quindi da questo momento in poi succedono tante cose, per cui lui cercherà di superare il momento brutto, questo tradimento, attraverso delle persone che conoscerà in questo posto.